Salve, amanti di azzurre! Benvenuti a un'altra newsletter del nostro amato club. Prima di addentrarci nelle ultime notizie che stanno facendo scalpore, non dimenticate di lasciare il vostro like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi nulla. Passiamo subito alle ultime notizie. Al centro dell'attenzione questa volta c'è la situazione contrattuale di Kvicha Kvaratskhelia, il talentuoso calciatore georgiano che sta brillando nelle file del Napoli. Recentemente, durante la trasmissione della Domenica Sportiva su Rai 2, il giornalista Ciro Venerato ha fornito nuovi dettagli sulla trattativa tra Kvara e il club partenopeo. Secondo Venerato, il giocatore era presente alla partita contro il Monza, ma ci sono ancora questioni in sospeso per quanto riguarda il rinnovo del contratto. Kvaratskhelia, che attualmente gode di un contratto che gli garantisce 2 milioni di euro all'anno, con bonus che partono da una base fissa di 1,5 milioni, chiede un sostanzioso aumento per poter rinnovare. Vuole uno stipendio di almeno 8 milioni di euro a stagione. La risposta del Napoli è stata quella di offrire più di 5 milioni di bonus, molto meno degli 11 milioni che il PSG era disposto a pagare la scorsa estate. Di fronte a questa discrepanza, la trattativa sembra essere arrivata a un punto morto, con 2 tentativi di rinnovo già falliti sotto la gestione Conte. Venerato sottolinea che se non si dovesse trovare un accordo in tempi brevi, Kvaratskhelia potrebbe essere messo sul mercato già a giugno del prossimo anno. Ricordiamo che Kvara ha un contratto valido fino al 2027 con il Napoli, e questa è la sua terza stagione all'ombra del Vesuvio, dove ha mostrato prestazioni notevoli. Cosa ne pensate, tifosi del Milan, di questa situazione? Pensate che il Napoli debba fare uno sforzo maggiore per trattenere Kvara, vista la sua importanza per la squadra, o sarebbe prudente prendere in considerazione offerte da altri club, considerando le richieste salariali del giocatore? Condividete le vostre opinioni nei commenti qui sotto e discutiamo delle possibili prossime mosse del nostro rivale, e di ciò che questo potrebbe significare per il panorama calcistico italiano. Non perdetevi i prossimi aggiornamenti.